Bentornati ai Racconti della Fara. Oggi in realtà siamo qui per salutarvi. Sarà l'ultimo dei racconti, almeno per questa stagione. Ci avviamo all'inizio dell'estate e il momento per i racconti è l'inverno, la tarda primavera al massimo. Vi lasciamo con una storia agrodolce, ma piena di speranza per il valore del popolo longobardo. Alcuni di voi sapranno già che nel 774 della nostra era il regno longobardo è caduto sotto il maglio del re franco Carlo Magno, lo chiamano i suoi. A noi non interessa questa storia, non interessa questa sconfitta, interessa per assurdo un'altra sconfitta. Nel 776, 2 anni dopo, Rodgaudo, ultimo duca del Friuli, tenta di insorgere contro Carlo. Guida una alleanza dei ducati del nord-est d'Italia, dell'Austria, la parte più tradizionalista e fiera del regno longobardo. Tenta di mettersi in contatto con i ducati del sud e anche con Adelchi, principe longobardo in esilio a Costantinopoli. L'organizzazione purtroppo non va a buon fine. Il Papa ci fa uno sgambetto e sul fiume Livenza a scontrarsi contro il grande esercito di Carlo ci sono solo i duchi dell'est, guidati da Rodgaudo. La battaglia è aspra, si combatte, si muore, si impreca, ma non si cede di un passo. Eppure la forza franca non è arginabile da solo 3 ducati. I Longobardi perdono la loro ultima battaglia e Rodgaudo, l'ultimo duca indipendente del regno, muore sul fiume, nelle acque del fiume Livenza, al confine del suo ducato, cercando di fermare la fiumana che arriva da occidente. È una sconfitta, lo è sicuramente, ma è la dimostrazione che il nerbo longobardo non aveva ceduto neanche di fronte alla caduta del regno. I Longobardi perdureranno, non comanderanno più, ma rimarranno le fondamenta dell'identità della nostra gente. E parafrasando un altro narratore, che questa volta non è Paolo Diacono, perché Paolo si ferma dal raccontare le gesta dei Longobardi qualche anno prima della sconfitta, e noi dobbiamo apprenderle da altri, dai Franchi. Parafrasando dicevamo un narratore decisamente più recente, ma che a sua volta voleva creare una leggenda per la sua terra, possiamo dire che Rodgaudo raggiunse i suoi padri, nella cui gloriosa compagnia non dovette più vergognarsi. Alla prossima stagione, dai Longobardi della Fara. Bene, prima a posto?